Con l'aggiornamento 2016.4, all'interno della gestione modello 770 semplificato e ordinario, viene resa disponibile la funzione controllo di quadratura, che consente di verificare la coerenza tra ritenute operate e ritenute versate. Per disporre delle ritenute operate nel controllo di quadratura, la predisposizione del modello 770 è stata implementata. Entrando quindi nella funzione predisposizione modello 770 presente all'interno dei servizi contabili, adempimenti periodici annuali, predisposizioni dichiarazioni fiscali, verrà ora richiesto di selezionare la tipologia di sostituti per i quali predisporre il modello 770. Le opzioni disponibili sono sostituti con gestione e certificazione unica e o gestione date ritenute, oppure sostituti con sola gestione e certificazione unica, quindi senza gestione date ritenute. Impostando la prima opzione verrà data la possibilità di impostare il flag su gestione e certificazione unica 2016 e di impostare l'opzione ritenute operate per controllo quadratura. Ricordiamo che nella tipologia CU da derivare sarà possibile selezionare l'opzione per elaborare i dati delle certificazioni uniche per le quali è stata effettuata l'acquisizione del protocollo SOGEI attribuito dall'Agenzia delle Entrate. Il prerequisito per eseguire una predisposizione affidabile è aver effettuato l'acquisizione delle ricevute rilasciate alle singole certificazioni dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, per ciascun percipiente, ciascun sostituto può aver trasmesso N certificazioni, cioè oltre a quelle normali può aver trasmesso N certificazioni sostitutive o di annullamento, e per poter individuare in modo affidabile eventuali duplicazioni è necessario disporre per ciascuna certificazione trasmessa del relativo protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate con il relativo esito. Per cui, impostando tipologia CU da derivare CU con protocollo SOGEI, si avrà la derivazione più affidabile. Le altre due opzioni disponibili sono CU senza protocollo SOGEI e CU verificate. Con queste due opzioni la procedura non sarà in grado di derivare su 770 i soli dati dell'ultima trasmissione, per cui il nostro consiglio è quello di procedere con l'acquisizione del protocollo SOGEI delle CU qualora non fosse stato eseguito e quindi di utilizzare come tipologia CU da derivare CU con protocollo SOGEI. Oltre all'opzione ritenute operate per controllo quadratura, per predisporre correttamente 770, vi ricordiamo, sarà necessario impostare la derivazione degli effettivi quadri, quindi ST, SV ed SY. In accesso alla funzione di predisposizione modello 770, l'altra opzione disponibile è sostituti con sola gestione e certificazione unica, senza gestione dati ritenute. In questo caso sarà possibile prevedere la predisposizione del totale ritenute operate per il controllo di quadratura tra ritenute operate e versate, ma non verrà data la possibilità di derivare alcun dato relativo all'ST. All'interno poi del modello 770 sarà possibile ugualmente effettuare la derivazione dati da SC. In questo caso non verrà fatta alcuna richiesta relativa alla tipologia di derivazione, in quanto il programma è già in grado di determinare se per il soggetto dentro il quale siamo posizionati è presente o meno la gestione dati ritenute. All'interno del modello 770 è stato quindi introdotto un nuovo tasto, controllo di quadratura, che prevede i seguenti tab. Riepilogo per controllo quadratura da CU, che espone l'ammontare delle ritenute effettuate relative alle certificazioni di lavoro autonomo lette dalla certificazione unica 2016. Abbiamo poi il riepilogo per controllo quadratura da 770, che espone l'ammontare delle ritenute effettuate indicate nei quadri del presente modello 770. Abbiamo poi le ritenute effettuate operate, che espone il confronto fra le ritenute effettuate nelle certificazioni uniche e nel modello 770 e quelle operate, lette quindi dal quadro ST-SV. Sarà da verificare che la riga differenza sia effettivamente a 0. Abbiamo infine ritenute operate versate, che espone il confronto fra le ritenute operate e quelle versate, lette dal quadro ST-SV. Anche in questo caso la riga differenza deve essere a 0.